Buongiorno, oggi sono in palestra, ho appena finito di lavorare e adesso mi fermo qui alla spa in palestra per fare il secondo giorno della terza settimana di Kaila e del pre-training e quindi devo camminare e niente, adesso che caldo, faccio un po' di stretching perché ho le gambe doloranti da ieri e poi parto con la camminata. Dopo vado via, vado a San Candido, vado all'ospedale a fare la visita alla schiena e poi andiamo in piscina, sempre lì a San Candido, che non sono mai stata e è vicino da qua, diciamo un'oretta e mezza alla buona, quindi sì, si fa un viaggetto. Partiremo tipo verso le 9:30, 9:30 all'incirca e così insomma oggi è una giornata un po' diversa e dalla prossima settimana inizio a lavorare anche in albergo, quindi faccio qui, finisco qui, vado a casa, mi do una cambiata e vado a lavorare in albergo per 2 settimane perché ci sono i calciatori e buono, mi faccio il mio allenamento e ci sentiamo dopo. Ho finito, sono in albergo e porto la chiave e mi vado a mangiare una brioche in cucina e poi vado a casa a fare le mie robette. Siamo in partenza. Pepe, io vado via. Ciao Panna. I gatti sono felici così stanno da soli e fanno festa. Ciao Panna. Ciao Bella, io sono vestita così. Lo so, devo andare in ospedale ma fa caldo quindi almeno ho la maglietta con le maniche. Insomma, almeno quella basta. Ma che effetto che fa vedere questo angolo di appartamento e questo. Cioè, che brutto. Boh, partiamo e siamo in orario perfetto, credo. Sì, sì. Andiamo. Arrivati a Dobbiaco, a San Candido, in ospedale. È diverso dagli ospedali che ci sono in Veneto. È fatto più, non lo so. È molto diverso. Krankenhaus. Ah, Deutsch. Ich spreche Deutsch. Via. Ora c'è il cane. Carino, c'è un cane. Visita fatta e... Madonna, ho gli occhi che bruciano. Cioè, tra il caldo, tra che tagliano erba, eccetera. Vabbè. Non mi ha convinto per niente. Non ha neanche guardato i raggi. Per l'amor di Dio, gentile, simpatico, ma no, non mi ha detto niente come visita. Non sono convinta, appunto. Diciamo che come prezzo costa meno. Ho pagato 18 euro e 10, era 15, mi ha fatto lo sconto di 5 centesimi, quindi 18,10 euro per la visita e sicuramente meno che in Veneto. E niente, quindi adesso andiamo a vedere dov'è la piscina. È qua? No, questo è un negozio. Acquafan, scusate, Acquafan, che è pieno colmo di gente, infatti c'è gente a piedi.
No dai, non c'è pieno pieno. No, no. Ah, c'è anche di là. Questo costa. Questo è a pagamento. Parcheggio a pagamento. Andiamo. 0,80 centesimi per ora. Andiamo. Mi manca la monetina. Tu essere. Oi. È arrivata l'ora di mangiare e io ho il wurstel con le patatine e la maionese e il ketchup, che non potrei mangiare niente di questa roba. Mi ha detto che posso prendermi ancora bustine di maionese e ketchup a volontà. E invece lui pasta. Che pasta è? 4 formaggi. 4 formaggi. E vabbè, mangiato un panino che non era neanche male alla fine. E il ristorante si trova sopra la zona piscina. Qui c'è un idromassaggio, lì ce n'è un altro, ma stanno facendo i cretini. E questa è la piscina di San Candido. C'è anche un'area beauty spa, però non è chiusa, non so perché. E il tetto è tutto fatto di finestre. Poi fuori c'è il giardino con lo sdraio, ti puoi mettere di fuori. Bello. Bello, ma tanti bambini però. Cioè, adesso ce ne sono pochi. Ecco, siamo usciti e si sta nuvolando parecchio, è abbastanza. Non c'è più sole. Sì, fa caldo ma sopportabile. E adesso potremmo provare ad andare a Lienz, che non ci siamo mai stati. Visto che siamo qui nelle vicinanze, si potrebbe anche andare. Siamo dietro al trattore della cacca, che puzza. Alla fine non siamo andati a Lienz, ma mi sa che abbiamo sbagliato strada. Si va così in alto? E alla fine siamo venuti, non so dove siamo, stiamo andando su per una strada, però mi sa che non c'è nessuno che va di qua, C'è anche il temporale, ecco. Vado 4 euro. 4 euro di parcheggio, cioè non sappiamo dove stiamo andando. Oddio santo. Vabbè. E stavo dicendo, alla fine abbiamo deciso di andare al lago di Braies. In teoria siamo qua, però non si capisce dove. Ah, da sopra. Lassù bisogna andare, sì, noi abbiamo sbagliato completamente strada. Vabbè, dai. Fosse capito, siamo riusciti ad arrivare al lago di Braies, tipo distante 1 chilometro dalla macchina, perché abbiamo lasciata al primo parcheggio che c'era, quando c'era un parcheggio enorme vicino al lago, ma non sapendolo, io sono venuta che ero piccola, per cui non mi ricordavo com'era.
mollalo. Abbiamo finito il giro e fanno i soldi qua col parcheggio, Niente, io ho preso un tè alla pesca, il Nestì, e lui una bottiglietta di acqua da mezzo litro, frizzante, costa 1,80 € e il tè invece 2,50 €. Caretto, Siamo in montagna, con qualcosa devono guadagnare, no? Guadagnano ovviamente con queste robe. E niente, bello è stato il giro del lago. Io sarei stata in acqua tutto il tempo, molto molto bello. E l'acqua è fresca al punto giusto. Era anche calda, per un lago di montagna era abbastanza calda. Ecco, stiamo atterrando alla macchina. Adesso stiamo facendo la strada asfaltata, quindi manca pochissimo. 2-3 km. No, 2-3 km no. E beh, guarda che abbiamo camminato tanto. E dopo guardo quant'è, vi scrivo nel video, ma ve l'avrò già scritto. Guardo quanto è lungo il giro del lago, così per darvi un'informazione in più. E buon dai, questa è stata la camminata di oggi. E quindi dopodomani non faccio la camminata come prevede l'allenamento, perché oggi ho camminato anche troppo. Ho camminato in palestra, ho camminato qui, basta. Lo farò sabato. E va bene dai. Qui c'è anche il baretto, grill, tutto. Intanto dobbiamo buttare le immondizie. E odio i bambini che urlano. Cioè, siete in montagna, state zitti. Parlate normale. Urlano. Ho guardato alcune informazioni sul lago di Braies e giusto le principali posso dare. Dunque, è percorribile da tutti, sì, più o meno. Mettiamo caso che i passeggini è difficile portarli, perché c'è un tratto di sentiero che praticamente è tutto scalini, si sale lungo una parete di roccia e poi si discende, sono tutti scalini, per cui se avete forza a portarvi dietro un passeggino fatelo pure, però sarebbe meglio senza. Comunque è molto bello da fare, stare una giornata, quindi portarsi il pranzo al sacco e stare lì sulle spiaggette. E il tempo di percorrenza ho guardato 1 ora e mezza indicano, noi ci siamo stati un'oretta, forse anche meno, e sono 3,6 km tutto il giro del lago. Poi comunque c'è il ristorante, no? Cos'è? C'è un negozietto che vende. Il ristoro, sì, c'è il ristoro, comunque fanno da panini, buste le patatine, insomma tutte quelle robe là, c'è il baretto, i bagni, insomma c'è un po' di tutto, c'è la cappella. Se volete andare a pregare, ecco, potete andare a pregare, sì, ecco. E niente, è un bel posto, veramente bello, anni che non venivo qua e consigliatissimo. E niente, adesso ci dirigiamo verso casa, che è ora, e sono le 16:58 e sono 29 gradi. Però è bella la costeria, ci sono i prati tenuti benissimo, veramente bello qua. Rispetto al Veneto, Trentino Alto Adige merita. Va bene, allora adesso andiamo verso casa. Siamo arrivati a casa e un'ombra è comparsa dietro al video. Siamo arrivati a casa e, sorpresa, i vicini di casa, non quelli attaccati a noi, quelli con una casa più fuori, stanno bruciando non si sa cosa nel prato, così, liberamente. Noi siamo andati via con le finestre aperte, socchiuse, per il caldo, con gli scuri socchiusi e le finestre anche, in modo da far circolare aria e insomma che non ci fosse caldissimo quando arrivavamo. Bene, risultato è che abbiamo la casa piena di fumo e sembra sia andata a fuoco la casa, cioè non si respira.
Io adesso devo stare qui dalla finestra e sta ancora bruciando oltretutto. Che non è che brucia, fa fumo. Non capisco. Come si può permettere una cosa del genere? Non capisco. E eccomi. Ho mal di gola. Ho tossito fino adesso. Ogni volta che tento di aprire una finestra, il fumo ritorna indietro e entra di nuovo in casa, quindi non so dove aprire le finestre. È un gran problema perché dobbiamo anche dormire sera. E niente, ho chiamato i carabinieri perché so che è perseguibile penalmente con una denuncia e oltre alla multa, e quindi no, ho chiamato perché non è possibile permettere una cosa del genere. Adesso io sono d'accordo finché lo fai in primavera, che comunque le finestre sono chiuse, mi va anche bene, però adesso che c'è caldo, piena estate col caldo, che uno tiene tutto aperto, no. Non è mai successo sta stagione che si mettessero a bruciare cose. Il che, beh, i carabinieri non sono ancora arrivati, ho chiamato tipo 10 minuti fa, un quarto d'ora fa. Ma a loro non gliene frega se sono cose così banali. Beh, vi giuro, mi farebbe comodo l'ossigeno. Sapete cosa vuol dire? La maschera dell'ossigeno. Oh. Vabbè, così è andata, giornata bellissima, finita così. Bene, adesso qua si può anche stare, forse si può anche aprire le finestre, le altre. Adesso vado a vedere. Niente, io chiudo il video perché i carabinieri non sono ancora arrivati, ovviamente hanno spento anche il fuoco, il fumo, e noi siamo affumicati praticamente. Adesso ho aperto tutte le finestre sperando che vada via l'odore. Però si fa tempo a morire, ecco. Quando si chiamano i carabinieri si fa tempo a morire, perché loro tanto non arrivano. Fortuna che non avevano iniziato da tanto a far fumo e quindi l'appartamento non era proprio pieno, perché avevo anche i gatti, sapete che abbiamo i gatti, e poretti chiusi in un appartamento col fumo, poi mandavo a loro il conto veterinario. Vabbè. E quindi concludo il videoblog di oggi, l'ho fatto più lungo rispetto al solito e mi dispiace che sia finito così, però spero di avervi tenuto compagnia per una giornata, per me una giornata, per voi qualche minuto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!